Arrestato al pronto soccorso dell'ospedale di Venezia dopo aver creato disordini e rifiutato le cure mediche. La polizia gli ha trovato 50 grammi di cocaina e carte di credito rubate. La criminalità colpisce ancora la zona di Via Piave a Mestre. Stavolta sono stati i ladri a prendere di mira un negozio di Via Carducci per la seconda volta in 20 giorni. I residenti sono esasperati. Sale la tensione politica per la manifestazione di sabato per ricordare l'omicidio di Giacomo Gobbato. Le opposizioni annunciano la partecipazione unitaria e denunciano l'inefficienza del comune sulla sicurezza. È morto nel sonno a 32 anni, forse stroncato da un malore nella casa dei genitori a Valle di Chioggia. Luca Nicchetto lascia 2 figli. Nelle prossime ore l'autopsia. Conclusa l'indagine della finanza che ha portato alla confisca di quasi 21 milioni e mezzo di euro a 2 condannati nel processo sulle tangenti del Mose per Giorgio Baita e Nicola Busonna. Polemiche a Venezia dopo il divieto della questura di esporre uno striscione degli studenti medi del Veneto con la scritta "Rovesciamo il governo". Salute, natura, cultura, buoni stili di vita, questi temi trattati nel mio diario Tutti i colori del Veneto, distribuito agli alunni delle scuole elementari nel territorio dell'ULSS 3. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con l'arresto di un uomo di 30 anni al pronto soccorso dell'ospedale di Venezia dopo aver creato disordini e rifiutato le cure mediche. Sentiamo. Ennesima aggressione al personale sanitario in quella che oramai sta assumendo i connotati dell'emergenza. All'ospedale civile di Venezia un 30enne è stato arrestato dopo aver creato disordini e rifiutato le cure mediche. Era stato trasportato al pronto soccorso in idroambulanza, ma una volta arrivato ha iniziato a comportarsi in modo particolarmente molesto contro il personale sanitario. Infermieri e personale medico, sospettando che l'uomo fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, hanno allertato immediatamente la sala operativa della questura di Venezia. Le forze dell'ordine a quel punto sono immediatamente intervenute e, nonostante le difficoltà, sono riuscite a fermare l'uomo per eseguire degli accertamenti. Sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine, alle quali va dato naturalmente il plauso per la loro professionalità, e sulla base dei protocolli condivisi abbiamo potuto gestire una situazione che poteva complicarsi notevolmente nel modo più corretto possibile. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato addosso all'uomo 50 grammi di cocaina e diverse carte di credito rubate. È stato quindi arrestato e condotto in carcere. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha dimostrato l'efficacia del protocollo di sicurezza dell'ospedale, garantendo la sicurezza del personale sanitario e degli altri pazienti presenti. È un modo anche per assicurare il personale sanitario sempre più preoccupato di queste frequenti aggressioni. Assolutamente sì, noi dobbiamo lavorare assieme, noi dobbiamo essere a disposizione della gente, e nel caso in cui ci siano situazioni particolari, come istituzioni fare squadra per dare sempre e comunque la risposta migliore possibile. Criminalità a Mestre, i ladri hanno colpito un negozio in via Carducci per la seconda volta. I residenti sono esasperati. Ancora degrado, ancora criminalità, ancora furti. L'illegalità colpisce ancora una volta la zona di via Piave, in questo caso all'angolo tra via Felisati e via Carducci, preso di mira un money transfer, quelle agenzie che trasferiscono il denaro all'estero. I ladri hanno sfondato l'ingresso, cercato di forzare la cassa, causato altri danni all'interno, il tutto per un bottino di 2-3 mila euro, peraltro banconote macchiate dalla vernice del sistema antifurto e quindi inutilizzabili. Ma quel che colpisce è che questo negozio, gestito da alcuni fratelli bengalesi, è stato visitato dai ladri solo 20 giorni fa, con modalità analoghe. I residenti sono esasperati, definiscono pessima la situazione di questa parte della città. È preoccupante, però di solito si parla solo di via Piave, ma mi pare che è un po' più diffusa e ci sarebbero tante cose da fare, ma sono molto complesse. Gira gente strana, bivacchi in giro. Hanno spaccato questo negozio, è normale, è diventato quasi normale. È diventato normale, sì. E quale potrebbe essere un rimedio? Più controlli? Dovrebbe esserci più forze dell'ordine che intervengano di più. Questa zona fino a pochi anni fa era il salotto buono di Mestre, ora è tutti i giorni protagonista delle cronache tra spaccio, rapine
E dopo la tragedia di venerdì scorso anche omicidi e ferimenti con l'aggressione a Giacomo Gobbato e all'amico. Ma tra i residenti c'è chi non chiede solo controlli e forze dell'ordine, ma anche solidarietà. Non siamo particolarmente rilassati, anche perché questa era una parte molto tranquilla di Mestre. Adesso via Piave credo che sia uno dei posti peggiori in tutto il Veneto. La morte di Gobbato è quella che ci ha colpito più di tutti, insomma. E io credo che bisogna ascoltare un po' le parole del sindaco, ma anche quelle dei centri sociali. Bisogna trovare un equilibrio fra la necessità della sicurezza e anche però la solidarietà. Sale la tensione politica in vista della manifestazione di sabato a Mestre per ricordare Giacomo Gobbato in Corso del Popolo. Le opposizioni annunciano una partecipazione unitaria e denunciano l'inefficienza del comune sul fronte della sicurezza. Intanto, per quanto riguarda le indagini, oggi si è svolta l'autopsia sul corpo del 26enne. I drammatici fatti di venerdì sera testimoniano ancora una volta quello che sosteniamo da tempo. Le amministrazioni Brugnaro sono state inadeguate a governare la città dal punto di vista politico, amministrativo e socio-economico. Inizia così un comunicato congiunto di una dozzina di forze politiche, tra cui Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 Stelle, in vista della manifestazione promossa dal Centro Sociale Rivolta sabato pomeriggio a Mestre, ad una settimana dall'omicidio di Giacomo Gobbato e il ferimento di Sebastiano Bergamaschi, mentre tentavano di sventare una rapina in Corso del Popolo. Tra forze politiche, movimenti, associazioni, comitati e gruppi consiliari si annuncia una manifestazione molto partecipata. Già nel marzo dell'anno scorso in migliaia avevano sfilato per Mestre chiedendo una città più sicura, un tema che probabilmente sarà una costante del dibattito politico fino alle prossime elezioni comunali. Per il consigliere Dem Paolo Ticozzi il fallimento delle politiche sulla sicurezza di Brugnaro, oltre ad essere evidente, è di fatto ammesso dallo stesso sindaco quando afferma che il festival nei giardini di Via Piave e Mestreland sono state transennate e sottoposte a vigilanza privata per renderle sicure rispetto al resto di una città fuori controllo. Secondo Giovanni Andrea Martini, di Tutta la città insieme, l'atteggiamento ormai costante del primo cittadino è dimostrarsi addolorato e contrito, ma il sindaco vero è quello che insulta i consiglieri di opposizione e oggi invoca i superpoteri da sceriffo dopo aver vinto le elezioni proprio assicurando sicurezza per i cittadini. È morto nel sonno a soli 32 anni, forse stroncato da un malore nella casa dei genitori a Valli di Chioggia. È morto nel sonno a 32 anni a trovare il corpo senza vita. Sono stati i familiari. La vittima è Luca Nicchetto, che si trovava a casa dei genitori a Valli di Chioggia. Le cause della morte saranno accertate dall'autorità sanitaria con l'autopsia. Potrebbe trattarsi di un malore, mentre al momento dell'intervento del SUEM gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il giovane era tornato a vivere con la famiglia dopo essere stato residente per alcuni anni a Udine. Lascia 2 figli e una nipote che è stata tra le prime a scoprire la tragedia. Una tragedia che colpisce la frazione di Chioggia, dove la famiglia Nicchetto e in particolare Luca sono molto conosciuti. E si è conclusa l'indagine della Guardia di Finanza che ha portato alla confisca di quasi 21 milioni e mezzo di euro a 2 condannati in via definitiva nell'ambito del processo Mose. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni immobili e denaro per 21 milioni e 400 mila euro a 2 condannati nell'inchiesta sulle tangenti del Mose, che erano accusati di corruzione a pubblici ufficiali. Si tratta di Pier Giorgio Baita, ex manager della Mantovani, e di Nicolò Buson, pure ex manager della Mantovani. Un provvedimento deciso dal giudice alla conclusione delle indagini. Secondo il tribunale, infatti, i 2, già condannati in via definitiva, si erano resi responsabili della corruzione di pubblici ufficiali. Sono stati eseguiti accertamenti per ricostruire i beni riconducibili ai 2, scoprendo documenti che trasferivano i beni ai familiari, ad esempio con atti di donazione, trasferimento di fondi attraverso bonifici ripetuti o rinuncia a crediti. E così le fiamme gialle, oltre al denaro, sono arrivate a confiscare 9 immobili tra fabbricati e terreni e un'auto, per un totale di poco più di 1 milione di euro, che si aggiunge ai 18 milioni già confiscati in passato ai 2. Infine i finanzieri hanno inoltre avviato la confisca di 1/5 della pensione che spetta ai 2 uomini.
Ancora cronaca, durante la perquisizione dei carabinieri hanno tentato invano di disfarsi di parte dello stupefacente gettandolo nello scarico del bagno. Complessivamente i carabinieri hanno trovato nelle abitazioni di 2 stranieri a Cavallino Treporti circa 65 grammi di cocaina, 230 di hashish, 40 di chetamina e 120 di marijuana. Quest'ultima, interrata nel giardino di una delle abitazioni, è stata rinvenuta grazie al fiuto del cane antidroga. Dopo la convalida dell'arresto lo scorso 21 settembre uno dei 2 è stato condannato per direttissima ad 1 anno di reclusione, l'altro è agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza che si terrà il prossimo 22 di novembre. Polemiche a Venezia dopo il divieto della questura di esporre uno striscione degli studenti medi del Veneto con scritto "Rovesciamo il governo", peraltro proprio durante una manifestazione per la libertà d'espressione contro le limitazioni del nuovo DDL sicurezza. Nell'anniversario del biennio di mandato del governo Meloni ci è stato impedito dalla questura di esporre lo striscione con scritto "Rovesciamo il governo, liberiamo il paese", perché sostanzialmente ritenuto sovversivo. Si è conclusa così a Venezia l'iniziativa contro quelle che sono definite inaccettabili limitazioni al diritto di espressione e di manifestazione contenute nel DDL sicurezza. L'espressione "rovesciamo il governo" è stata ritenuta inopportuna e quindi sul ponte di Rialto, accanto a quelli di CGIL, ANPI e Articolo 21, l'associazione che richiama nel nome il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, non è stato possibile esporre lo striscione degli studenti medi e universitari. Poco prima, in campo San Bortolo, esponenti di varie associazioni e partiti avevano chiarito i motivi della protesta contro un disegno di legge che, secondo la CGIL, non ha niente a che fare con la sicurezza delle persone. È un decreto che introduce 24 nuove reati e soprattutto va a colpire la manifestazione del dissenso. Non sarà più possibile difendere una fabbrica con un picchetto, con una manifestazione, perché si rischierà fino a 2 anni di carcere. Questa è una scelta liberticida, repressiva che il governo fa perché non accetta il dissenso. Allora, come sindacato chiediamo a tutte le forze sociali e politiche di opporsi contro questo disegno che ci fa diventare un paese europeo arretrato come l'Ungheria e non certo un modello per l'Europa. Il DDL sicurezza è stato approvato alla Camera e trasmesso al Senato, ma già sul ponte di Rialto si potrebbe aprire il dibattito. L'utilizzo dell'espressione "rovesciare", riferita al governo, contiene un'implicita, censurabile incitazione all'odio o è una semplice e legittima espressione politica usata anche nel dibattito parlamentare? Per noi è un atto molto grave, riteniamo che sia importante avere il diritto di manifestare il proprio dissenso, soprattutto in un momento in cui si sta cercando di approvare un DDL, ovvero il DDL sicurezza, che va sostanzialmente a minare la libertà di manifestare e di esprimere il dissenso nelle pubbliche piazze. Per la CGIL c'è poi anche un aggravante, che da un lato si dà un giro di vite, mentre dall'altro il governo abolisce i crimini contro la pubblica amministrazione. Serve libertà di manifestare, libertà di dissentire contro un governo che non sta dando risposte a lavoratori e pensionati che ormai non arrivano alla fine del mese. Il Salone dell'Alto Artigianato Italiano torna all'Arsenale di Venezia a inizio ottobre con una seconda edizione che ha fatto segnare un aumento di espositori del 30%. Dai gioielli alle sculture, dagli arredi ai merletti, dall'alta sartoria agli strumenti musicali. Oltre 140 espositori provenienti da tutta Italia, il 30% in più rispetto all'anno scorso, si preparano ad esporre lungo una superficie di 7.000 metri quadri all'Arsenale di Venezia. L'edizione 2024 del Salone dell'Alto Artigianato scalda i motori in vista dell'appuntamento in programma dal 3 al 6 ottobre. Penso sia una bella cosa per la città e per l'artigianato, è il vero Made in Italy, da cui nasce la cultura dell'economia italiana che tanto fa bello il nostro mondo, ma è bene che la conosciamo anche noi perché è offerta ai cittadini, penso sia un'offerta di livello alto. La seconda edizione del Salone dell'Alto Artigianato si propone come una vetrina di rilevanza internazionale di quella che rappresenta una delle identità culturali forti nelle produzioni di qualità italiane. Non a caso il Salone è spesso frequentato da un target specifico di visitatori. Io voglio un oggetto per la mia casa che sia originale, che sia fatto anche da un maestro artigiano. I ritorni economici per le aziende sono doppi, sono diretti in occasione della fiera stessa, sia per coloro che fanno vendita diretta, sia per coloro che generano contatti, ma anche di poter presentarsi, grazie alle nostre attività sulla stampa di settore e sui canali social, come soggetti presenti ad una fiera.
L'artigianato di qualità è una risorsa importante a Venezia come nel resto del paese, con ancora ampi margini di crescita economica. Sarà anche un'occasione per chi deve scegliere un lavoro. Ne parlavo prima col presidente Zanon. È vero, non possiamo essere tutti laureati, ma ci sono persone che con le loro mani fanno magia e che è sempre più difficile trovare, ma credo che questi eventi riescano anche a fare da catalizzatori per far innamorare qualcuno che magari ha della manualità. Salute, natura, cultura e buoni stili di vita sono questi i temi trattati nel diario distribuito a tutti gli alunni delle scuole elementari dall'ULSS 3 Serenissima. Il mio diario Tutti i colori del Veneto, distribuito gratuitamente a tutti gli alunni delle elementari sul territorio della città metropolitana, sarà letto da circa 16.000 bambini e bambine. Nelle sue pagine, oltre alle informazioni consuete sugli orari delle lezioni e i compiti per casa, gli alunni troveranno consigli sui corretti stili di vita, natura e cultura per aiutarli a scoprire la bellezza che li circonda, i servizi importanti per la loro salute e per quella delle loro famiglie. Far arrivare ai bambini attraverso le modalità che loro hanno giocose tutti i concetti e questi importanti contenuti di promozione della salute, promozione sani stili di vita e prevenzione quindi delle malattie che possono portare poi a patologie nell'età più adulta. Noi cerchiamo di far ragionare le persone e utilizziamo lo strumento della scuola, che è uno strumento potente e sul quale noi dovremo sempre più investire per creare delle generazioni e delle comunità all'altezza di questo mondo complicato. Dove e come verrà distribuito il diario? In tutte le scuole dell'azienda, in tutte le scuole elementari dell'azienda, e quindi avremo modo di far passare dei messaggi positivi, tranquilli, costruttivi a tutte le famiglie che potranno entrare in contatto con questo strumento. Per gli alunni di prima e seconda invece è stato realizzato un quaderno semplificato per renderlo adatto ai bambini più piccoli. Questa iniziativa consente al Comune di Venezia, ha commentato l'assessore comunale alle politiche educative Laura Besio, di arrivare ai giovani in maniera semplice ed efficace. Siamo felicissimi che l'ASL 3 Serenissima abbia confermato anche per quest'anno il diario scolastico. È uno strumento utile perché chiaramente fa parte del nostro bagaglio quotidiano, sano perché contiene delle pillole di educazione civica e colorato. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo subito dopo la sigla le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.